Ciao, buongiorno, buon inizio settimana. Eravamo qua di passaggio qui in Piazza Europa, no? E in questi giorni ho visto che da alcune parti hanno pubblicato quelle foto di questa nuova struttura e come al solito quando c'è qualcosa di nuovo immediatamente ci sono sempre reazioni negative. Ecco, allora, per carità, io farei alcune premesse. Innanzitutto, quando ci sono questo tipo di investimenti lavorano un po' tutti quanti, perché oltre a lavorare i professionisti, le aziende, imprese edili, artigiani, lavorano un po' tutti quanti. Ma a parte questo, si parla sempre di sostenibilità. Allora, queste nuove costruzioni vengono realizzate in modo. Uno dei problemi della società moderna è che i palazzi, gli appartamenti, i condomini hanno dei grandi costi per quanto riguarda sia il riscaldamento, ma come abbiamo visto quest'estate, che sono 2 mesi che siamo a oltre 30 gradi tutti i giorni, anche per il raffrescamento. Quindi queste nuove unità vengono realizzate in modo tale che i consumi, la bolletta per appunto questi servizi è molto, diciamo, più bassa, e questo vuol dire un minore impatto ambientale. Poi onestamente quando sento qualcuno dice ma non vedo più perché non vedo più il panorama, non vedo quello prima, sì, però io vorrei ricordare che Sottomarina non è nata con palazzi di 6 piani, di 5 piani, di 4 piani, è nata con di case di 1, 2, 3 piani. Quindi quando hanno cominciato a costruire quelle di 4 piani è chiaro che hanno oscurato quelle di 3 e via così. Allora con questo principio, siccome oscura qualcun altro, dovrebbero prendere e non fare più niente e tornare. Quindi la trovo una cosa, onestamente, lo dico molto tranquillamente, assurda, anche perché se hanno la licenza edilizia evidentemente fino a prova contraria è stato fatto tutto quanto. Io direi che il problema invece è un altro, è che quando un imprenditore, io adesso non conosco l'imprenditore di questa società che sta facendo questo importante investimento, ma quando un imprenditore fa un certo tipo di investimento, normalmente un'amministrazione riesce a trattare e avere, oltre gli oneri di urbanizzazione che poi vengono utilizzati per sistemare meglio le fognature, per fare tutta una serie di interventi, ma poi con quei soldi ci sono i cosiddetti le cosiddette compensazioni, e quindi io credo che qualsiasi imprenditore a fronte appunto di fare un grande investimento è ben contento di, non so se è contento o meno contento, ma contento o non contento, comunque a un certo punto caccia, altri soldi per in qualche modo compensare quello che in effetti effettivamente ha un impatto in pratica. È stata fatta la stessa cosa col Mose, è stata fatta anche col Family che ha fatto altre cose, tutta una serie di cose. Qua, da quel che so, dall'informazione che ho adesso, vorrei contattare questo imprenditore per sapere meglio. Già illo tempore loro sono pronti a fare alcune cose e magari l'amministrazione avrebbe potuto tirare un po' di più, ma se sono fermi e al momento c'è la famosa fermata dei mezzi delle corriere, no? Quindi arriva a Veneto, quelle che portano a Padova, tutte queste qua, che praticamente avrebbe potuto essere fatta prima ancora della realizzazione di questo investimento, e adesso voglio informarvi, ma credo che questi imprenditori erano ben favorevoli, e fino adesso praticamente se c'è qualcuno che è rimasto fermo non sono certo questi qua, come potete vedere, ma evidentemente in comune c'è qualcuno che dorme.